Il Brenta palestra di campioni, il Brenta luogo di natura e di svago, il Brenta cuore e identità di un territorio rischia di essere menomato dallo sfruttamento idroelettrico con una nuova centrale che spezzerebbe il suo caratteristico flusso torrentizio, riducendo o forse azzerando le tante attività che vi si svolgono. Ad alzare la voce stavolta è il massimo rappresentante dello sport regionale, il presidente veneto del CONI, Comitato Olimpico Nazionale. Credo che rovinare un sito che ha la qualità di aver prodotto, tra virgolette, medaglie oro olimpiche, sia uno spreco di risorse e denaro. Il presidente del CONI sottolinea l'importanza delle acque del Brenta come luogo centrale dell'attività sportiva e sociale, un sito importante per tutto il territorio. Che lavora con i giovani, lavora con i disabili, riguarda sia il rafting che la pesca sportiva, che la canoa fluviale, riguarda in pratica tutto il mondo dello sport, perché ogni cellula è vitale. Vanno tutelati non solo i campioni del passato, del presente e si spera anche del futuro, ma tutti coloro che per diletto e passione si avvicinano alla pratica sportiva o vogliono provare il contatto diretto con la forza materna del fiume. Ponchio ritiene che il progetto di una centralina sia uno spreco di risorse e denaro. E soprattutto butti al vento il lavoro di tanti uomini volontari, uomini, donne che hanno lavorato per lo sport e per costruire sia risultati agonistici, ma soprattutto per contribuire a creare dei buoni cittadini del futuro di cui abbiamo tanto bisogno.